Mi trovo al museo di Ronca in provincia di Verona. Quello che vedete alle mie spalle è il cranio del Megadontosuchus arduini, una sorta di gaviale vissuto circa 40 milioni di anni fa nelle Oceane. Il coccodrillo fossile di Ronca fu studiato per la prima volta nel 1880 dall'illustre paleontologo Achille De Zinio, che classificò il fossile come appartenente al genere Crocodylus. Successivamente, nel 1955, il paleontologo americano Charles Craig Mook ha attribuito a questa specie il nome di Megadontosuchus arduini, collocando così il coccodrillo nel genere Megadontosuchus. Nell'Oceano Medio, l'area di Ronca era caratterizzata da un paesaggio che comprendeva un arcipelago di isole vulcaniche, separate tra loro da stretti bracci di mare, non lontano da una linea costiera con ambienti deltizi e paludi di acque salmastre. È probabile che Megadontosuchus abbia frequentato tutti questi ambienti, vivendo per certi aspetti in modo simile all'attuale coccodrillo marino.